Un provvedimento atteso dalle imprese venete che sembra soddisfare, anche se la copertura economica, 6,3 miliardi di euro per tutto il paese, a cui si aggiungono i 6,4 previsti dalla legge di bilancio, non sarà sufficiente. A Padova è stato presentato il piano Transizione 5.0, il nuovo sistema di crediti d'imposta, le modalità d'accesso, le tipologie di investimenti ammessi. Un evento organizzato da Confindustria Veneto Est della Camera di Commercio di Padova e Rovigo. C'è l'uomo e la sostenibilità al centro di questo piano. Per la prima volta, oltre alle strumentazioni, le infrastrutture, i sistemi, viene messa anche la possibilità di finanziare i processi, perché quando ci sono delle aziende che stanno rivoluzionando i loro processi organizzativi per trasformarsi in aziende sostenibili dal punto di vista digitale, energetico e dal punto di vista operativo, è necessario anche che questi investimenti siano riconosciuti, quindi questo è importante. È importante anche il fatto che l'accesso è consentito a tutte le imprese, è chiaro che c'è una maggiore dotazione che andrà al mondo del manifatturiero, ma tutte possono accedere. È positivo anche il fatto che non ci sono delle quote prestabilite per il nord e per il sud, tutte le imprese possono partecipare indipendentemente dalla loro origine geografica, quindi questi sono tutti aspetti innovativi che in qualche modo ci soddisfano. C'è poi il tema della disponibilità economica che sicuramente non è all'altezza di quello che saranno le ambizioni delle nostre imprese, soprattutto qui al nord. Le risorse che sono state spese dal 2017 a oggi sono risorse importanti. Vorrei ricordare che a fronte di circa 20 miliardi di agevolazioni fiscali sono state messi a terra circa 60 miliardi di investimenti nel sistema manifatturiero italiano, comprensive delle piccole e medie aziende del nostro territorio, e di quella somma circa il 20% è caduto qui nel nostro Veneto. La novità di questo piano 5.0 è l'attenzione alla formazione, alle risorse umane, non bastano le apparecchiature. Certo, questo per noi è un capisaldo fondamentale. Sappiamo quanto Confindustria Veneto Est stia ponendo attenzione al capitale umano sul tema della formazione, sul tema dell'upskilling e del reskilling, sul tema di seguire i nuovi trend. L'Italia ha votato contro il piano per l'Europa verde perché non ci sono i fondi. No, l'Italia sta finalmente cambiando il corso d'Europa in questo scorcio di legislatura europea, nella piena consapevolezza che la transizione ecologica deve essere sostenibile anche sul piano sociale e produttivo. Stiamo cambiando il corso d'Europa, se ne sono resi conto anche loro, e infatti lo scorso lunedì con il mio collega francese Le Maire e tedesco Habeck abbiamo deciso insieme nella trilaterale Italia, Francia, Germania di indirizzare la prossima Commissione europea verso la sostenibilità del sistema industriale d'Europa, cioè delle proprie imprese e dei propri lavoratori. Per questo credo che occorra passare, sarà il programma della nuova Commissione, da un'Europa dei consumatori che incentiva i consumi, oggi sempre più di prodotti realizzati in regimi di concorrenza sleale, magari in altri continenti, a un'Europa dei produttori, cioè che sostiene gli investimenti sulle imprese e sul lavoro europeo, come peraltro ha chiesto nel rapporto che sta realizzando per la Commissione europea anche il Presidente Draghi.